Orange the alla World dottoressa. ora qui all'Istituto Gallo insieme al Winner. Che messaggio lanciare, ragazzi? E più che messaggio è una di quelle attività ad altissimo valore formativo ed educativo, perché parlare di lotta agli atteggiamenti scorretti di violenza contro le donne è diciamo un obbligo, e oltre che una missione per la nostra scuola, per la scuola in generale, che educa le nuove generazioni al rispetto dell'altro, al rispetto del genere e a una convivenza civile. E oggi abbiamo l'aiuto dell'Innerguill per quanto riguarda questa attività che in realtà quotidianamente viene svolta nelle classi, perché educare i ragazzi al rispetto di se stesso e al rispetto degli altri lo si fa nel silenzio dell'aula quotidianamente, utilizzando le discipline come veri e propri veicoli, come veri e propri strumenti per educare al bello, per educare a ideali grandi, perché chiaramente chi sa apprezzare ciò che gli sta intorno, chi sa rispettare gli altri, sicuramente non adotta degli atteggiamenti scorretti nei confronti di chi che sia. E quindi oggi l'Innerguill ci dà un valore aggiunto alla nostra azione quotidiana. Siamo ben lieti e ringraziamo la Presidente e le socie per questa attività, che ha una chiave particolare, dialogica, nel senso che la psicologa incontrerà i nostri ragazzi, parlerà loro, ascolterà loro, in modo tale che siano veramente coinvolti in prima persona in una tematica che purtroppo è di triste attualità. Oggi la Orange the World che state organizzando qui insieme ai ragazzi dell'Istituto Gallo. Sì, oggi siamo voluti venire proprio nell'intimità di una classe, perché l'Innerguill di Agrigento ha aderito alla campagna mondiale che è stata promossa dalle Nazioni Unite, Orange the World, e siamo, come dicevo, voluti venire in classe proprio per essere direttamente a contatto con i ragazzi. Leggeremo dei brani tratti da un libro che è quello della Annibali, la sua ultima opera, che è stato scritto proprio per i ragazzi, dove lei racconta la sua esperienza, ma anche quelli che sono i campanelli di allarme per poter eventualmente capire se siamo in presenza di un amore malato. Per cui lo abbiamo voluto fare qui insieme ai ragazzi di questa quinta, e insieme rifletteremo, parleremo in presenza di una sociologa, in maniera tale da poter anche condividere esperienze, anche con dei test ovviamente non anonimi, e perché così riteniamo che sia anche un modo migliore per poter entrare in contatto con i ragazzi. Dobbiamo rompere il muro del silenzio e quindi cerchiamo di farlo nel nostro piccolo, con piccoli passi, piano piano, perché ogni azione conta.